Tempo dove abbiamo fatto tantissimo possesso palla, dovuto anche alla posizione, all'atteggiamento della squadra avversaria che si era messa comunque molto bassa con la linea difensiva, quindi noi eravamo costretti a fare possesso, a fare la partita e questo ci ha portato ad avere tante occasioni da gol dove sì, magari siamo stati un po' spreconi, però vanno fatti i complimenti anche al portiere avversario perché è stato decisivo in alcune parate. La partita io penso che comunque abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un buon primo tempo, ci siamo difesi bene, ripartiti e siamo passati meritatamente in vantaggio. Loro il secondo tempo sono usciti fuori con grande avvio, hanno ribaltato il risultato, ma dopodiché noi ci siamo rimessi sotto, abbiamo ripreso la partita, poi purtroppo l'espulsione ha un po' rovinato tutto, purtroppo sono errori che non vanno fatti, dobbiamo stare più attenti a queste cose, ma io ripeto, ai miei ragazzi non posso dire niente perché secondo me abbiamo fatto una grande partita. Mi dispiace per i due gol subiti che vengono da due ingenuità del nostro portiere che solitamente ci ha abituati a ben altre prestazioni essendo lui un portiere di altra categoria, però ha avuto modo di rifarsi sul calcio di rigore e ci ha fatto vincere la partita.